E benvenuti alla seconda puntata di Intenzioni pericolosi, delitti e omicidi in Calabria. Oggi riprendiamo da dove abbiamo lasciato nella prima puntata, ovvero l'uccisione di Fabiana Luzzi del 24 maggio del 2013. Nella prima puntata, giusto per fare un po' il riassunto, abbiamo ripercorso un po' il giorno della tragedia che ha sconvolto non solo Corigliano, non solo la regione, ma l'intera nazione, soprattutto per l'efferatezza con cui è avvenuto l'omicidio di quella giovane ragazza di 16 anni di Corigliano Calabro. Abbiamo affrontato nella prima parte quindi l'aspetto un po' più psicologico, grazie al contributo offerto dalla professoressa Maria Rita Parsi. Oggi invece analizzeremo un altro aspetto, anzi un duplice aspetto. Andremo più sul lato giuridico e sociale. Lo faremo con i nostri ospiti che abbiamo in collegamento via Skype, sia l'avvocato Maria Rosa Novellis, in collegamento dal Centro Antiviolenza Fabiana Luzzi di Corigliano Calabro, e dal dottor Antonio Gioiello, presidente della cooperativa Montiversi. Entrambi sono collegati con noi, ad entrambi va il nostro benvenuto. Benvenuti. Salve, buongiorno Ci sentite? e grazie dell'invito. E riviviamo allora quel 25 maggio del 2013, ovvero il giorno successivo all'uccisione di Fabiana Luzzi. Sono circa le 11 e a Corigliano di gente ce n'è poca in giro, nonostante fosse il primo giorno delle elezioni comunali. I bar sono aperti ma non sono affollati, così come le persone seduti ai tavolini non hanno voglia di parlare, anche perché ricordiamo che in quel periodo particolare, in contesto storico, Corigliano usciva da una serie di inchieste molto forti, ovvero quello di usura, di prostituzione minorile, di criminalità organizzata e non ultimo lo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose. Quindi una città che purtroppo cercava e voleva risalire la china dopo tutto quello che era successo, ma l'episodio dell'uccisione di Fabiana Luzzi purtroppo fa sprofondare la comunità nel profondo baratro. Quindi in questa puntata cercheremo di affrontare sia la legge che riguarda un po' il femminicidio, il reato commesso per stalking, ovvero la numero 119 del 15 ottobre del 2013. Una legge che c'è ma che forse troppo spesso arriva in ritardo. E cercheremo anche di affrontare, sia con il contributo del dottor Gioiello che con l'avvocato Novellis, anche il problema, la questione, ecco, più che altro, delle licenze premio date a Davide Morrone, per le quali hanno gridato un po' giustamente all'indignazione la famiglia Luzzi e per le quali poi noi affronteremo con l'approfondimento con i nostri ospiti. E proviamo innanzitutto a ripercorrere l'iter giudiziario di Davide Morrone. Ricordiamo appunto in primo grado è stato condannato a 22 anni di reclusione, escludendo l'aggravante della premeditazione. In appello la pena è stata ridotta a 18 anni di reclusione, riconoscendo al giovane la semi-infermità mentale, una pena che poi è stata confermata anche dalla Suprema Corte. Ed ora il servizio che ripercorre il giorno della sentenza. A distanza di 3 anni dal brutale, efferato omicidio di Fabiana Luzzi, la sedicenne di Corigliano Calabro, uccisa dal fidanzato, si è chiusa con la sentenza definitiva di terzo grado la vicenda giudiziaria. Resta aperta quella affettiva, umana, dolorosa della famiglia, di certo non alleviata dalla decisione della Suprema Corte. Infatti, dopo 5 ore di Camera di Consiglio, i giudici della prima sezione penale della Cassazione hanno confermato la condanna a 18 anni a carico del fidanzato Davide Morrone, oggi ventenne, all'epoca dei fatti minorenne, emessa in appello. Rigettati i ricorsi della Procura Generale di Catanzaro, così come quelli della difesa. Il primo per un inasprimento della pena, il secondo per un ulteriore alleggerimento. 16 gli anni combinati per l'omicidio di Fabiana, 2 per calunnia. Al giovane assassino sono stati riconosciuti la semi-infermità mentale e la non premeditazione. E se è vero che le sentenze si accettano e non si commentano, una riflessione questo verdetto la induce. Vale solo 16 anni, che poi magari con i vari benefici non saranno tali, la vita di una ragazzina la cui colpa è stata semplicemente quella di non voler continuare una storia che le provocava sofferenza? Fabiana, attirata in una trappola, colpita con 24 coltellate, lasciata agonizzante in questo boschetto per poi essere finita poco dopo nel più atroce dei modi. Davide, non pago delle coltellate, sordo al pianto e al dolore di Fabiana, è andato a prendere una tanica di benzina, è tornato, ha cosparso quel corpicino martoriato,
Poi lo ha dato alle fiamme e se n'è andato come se nulla fosse, facendo finta di cercare Fabiana. Indubbiamente chi compie gesti simili qualche disturbo del comportamento lo ha. Pare che la sua infanzia non sia stata serena, ma nulla può giustificare un assassinio così efferato e consumato in un lasso di tempo piuttosto lungo. E se è vero che anche la sua vita è stata rovinata, è altrettanto vero che lui ha un futuro davanti, seppur tra qualche anno. Per la povera Fabiana resta un loculo, tante speranze, tanti sogni spezzati e quel sorriso dolce che tutti ci portiamo nel cuore. Inutilmente il papà, la mamma, alla vigilia della sentenza hanno chiesto giustizia, ovvero l'ergastolo per Davide. Non che la cosa potesse alleviare il dolore, ma perché non può essere calpestato con tanta superficialità il rispetto della vita umana. Uno schiaffo a tutte le vittime di femminicidio e che mina la fiducia nelle istituzioni. Questo il commento della famiglia. Insomma, avete sentito bene, no? Una sentenza che sa di beffa. Sono le parole del signor Mario Luzzi, il papà di Fabiana, che abbiamo sentito la settimana scorsa ed è stato chiaro, netto, nonostante avesse pure sentito e scritto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al Ministro della Giustizia Bonafede, proprio perché quella sentenza non era giusta per una bambina, una ragazza di 16 anni, il cui omicida purtroppo ha avuto soltanto una reclusione di 18 anni, Alex. Eh sì, allora il Ministero della Giustizia poco dopo aveva attivato l'ispettorato sul caso con lo stesso ministro che disse testuali parole: queste famiglie che subiscono perdite per reati così violenti ed efferrati hanno diritto a sentire lo Stato al loro fianco. E allora, avvocato, non crede che la tecnica legislativa impiegata sollevi notevoli perplessità e dubbi non solo per gli addetti ai lavori, ma anche e soprattutto per le famiglie delle vittime, in questo caso della famiglia di Fabiana? Allora, buongiorno a tutti. Per quanto riguarda questa domanda bisogna chiarire alcune cose, cioè l'età dell'autore del reato. Infatti nel caso specifico l'imputato, che è stato appunto condannato e processato per il reato commesso ai danni della povera Fabiana Luzzi, era minorenne e quindi è stato applicato il diritto penale minorile, che ripetiamo è diverso dal diritto penale ordinario. Infatti questo tipo di processo minorile tende all'educazione, al recupero e quindi all'inserimento dell'imputato in un contesto comunque repressivo, però considerando l'età del minore autore del reato, che è una persona che si trova nella fase evolutiva, l'ordinamento giuridico italiano non prevede per questo tipo di imputati che commettono questo tipo di reati, quindi anche l'omicidio o l'ergastolo, ma proprio l'ha escluso la Corte di Cassazione, che di fronte a questi tipi di reati, se l'imputato è minorenne, l'imputato può essere condannato praticamente a fine pena, ovvero all'ergastolo. Quindi questo è un connotato del diritto penale italiano per quanto riguarda il diritto minorile, per il quale sono previsti degli istituti giuridici come per esempio il perdono giudiziale, la messa alla prova, che tendono a recuperare la persona autrice del reato. Quindi dobbiamo partire da questo presupposto, che per il tipo di omicidi posti in essere da imputati minorenne non c'è l'ergastolo. Okay. Quindi in questo modo, rispondendo alla prima Avvocato, domanda. un attimo voglio un po' fermarla perché voglio chiedere al dottor Antonio Gioiello. Innanzitutto facciamo una breve introduzione. Il dottor Antonio Gioiello è presidente della cooperativa Mondiversi di Corigliano Calabro e nel 2013, dopo l'uccisione di Fabiana Luzzi, si costituisce anche il primo centro antiviolenza nella Sibaritide, che porta proprio il nome della ragazza, ovvero di Fabiana Luzzi. Dottore Gioiello, la storia di Fabiana è un vero e proprio dramma sociale nel quale convengono e convergono tanti fattori e tante componenti. Da dove partiamo? Beh, quel giorno è stato un trauma, è una tragedia per la famiglia, è stato un trauma per gli studenti e la scuola. Ricordiamo che Fabiana quel giorno fu prelevata all'uscita da scuola, lei frequentava l'istituto per ragionieri e dopo accadde quello che accadde. E per tutta la cittadinanza è stato un trauma.
Da dove partiamo? Partiamo dal fatto che la società, non solo coriglianese, si è trovata impreparata ad affrontare le vicende di un adolescente e si è trovata impreparata ad affrontare il problema della violenza sulle donne. E l'insieme, la convergenza di queste due situazioni ha creato il terreno perché poi quello che è accaduto accadesse. Noi non dobbiamo dimenticare che purtroppo entro questa fascia d'età, 14-17 anni, da un punto di vista dei servizi istituzionali non c'è nulla di specifico. Per cui Fabiana visse, lei e la sua famiglia, questa vicenda di violenza senza che riuscisse a trovare interlocuzioni che fossero in grado di gestire ed affrontare quella realtà di violenza. Ricordiamo che i femminicidi non sono mai un evento casuale, eccezionale o in qualche modo imprevedibili. Sono l'epilogo di un percorso di violenza che può essere fermato prima, ma per essere fermato prima la società, il contesto, la realtà deve essere pronta e preparata. E infatti a dare manforte quello che dice lei, dottor Gioiello, è che nell'89% dei casi, infatti dal rapporto Eures che parla dei primi 20 mesi del 2020, dice che nell'89% dei casi il femminicidio è sempre preceduto da un episodio di violenza fisica, psicologica e che poi porta all'epilogo di cui stava dicendo prima. Io adesso voglio fare un po' un ping pong, no, tra il sociale e il giuridico, voglio ripassare la palla all'avvocato Novellis. Avvocato, i giudici si attengono alle leggi, questo ovviamente ci pare chiaro, ma chi tutela? È vero che loro dicono bisogna recuperare, bisogna riportare in società anche chi commette delitti del genere, ma allo stesso tempo chi tutela le famiglie? Chi tutela un padre e una madre che hanno perso una figlia? Sì, allora per quanto riguarda praticamente la questione che lei ha sottoposto, bisogna dire che lo Stato italiano segue comunque la Convenzione di Istanbul, dove vi sono state numerose leggi che hanno cercato comunque di tutelare le donne vittime di violenza e di stare comunque vicino alle famiglie anche con un supporto psicologico adeguato. Infatti bisogna ricordare che la legge del 2013 numero 119 è una legge molto all'avanguardia, in quanto ha riconosciuto alle persone vittime di violenza di avere comunque contezza dei loro diritti. Quindi nel momento in cui, per essere più sul pratico, per andare nello specifico, una donna vittima di violenza, comunque vittima del reato di stalking, che per inciso è quella serie di condotte persecutorie che vengono poste in essere da una persona che spesso è un ex coniuge, un ex innamorato, che una volta respinto non riesce ad accettare razionalmente il fatto di essere abbandonato, come nel caso che abbiamo purtroppo parlato e che comunque ha tinto di nero la cronaca locale del nostro territorio, e quindi questa persona non capace, non riuscendo ad accettare la fine della relazione, inizia a porre in essere una serie di condotte persecutorie, moleste e minacciose nei confronti della vittima, che devono essere così gravi da porre in essere la persona in pericolo per la propria incolumità. Quindi nel momento in cui nasce questo fondato timore, la donna vittima di violenza, dopo una serie di atti che comunque fanno presagire che la cosa potrebbe sfociare in qualcosa di più pericoloso, quindi lo stalking, minacce di morte, decide di porre denuncia. Adesso dal 2013, con le riforme che ci sono state, nel momento in cui io, per Maria Rosa, vittima di violenza, decido di andare a fare la denuncia, le forze dell'ordine mi mettono in contatto, se io lo chiedo, con i centri antiviolenza. Quindi mi fanno presente che io non sono da solo, ma che c'è un sistema, una rete di operatori che mi possono aiutare. Questo comunque è un passo in avanti, è una rivoluzione, è proprio un'innovazione del sistema giuridico italiano, anche perché per questi reati lo Stato ti dà l'assistenza gratuita, cioè a prescindere dal reddito. Mi perdoni Sì, se mi la dica, scusi. interrompo, ecco, parlando appunto di questa legge, no, per quanto riguarda il reato di stalking e di violenza, ovvero la numero 119 del 15 ottobre del 2013, quali sono però anche i punti purtroppo di debolezza di questa legge, se ce ne sono?
Sì, allora i punti di debolezza c'è la lentezza, cioè praticamente anche se adesso col codice rosso comunque si è cercato con la riforma del 2019 di accelerare questi procedimenti, quindi col codice rosso, con l'ultima riforma, si è stabilito che nel momento in cui una persona fa una denuncia per i reati contro la donna e contro i maltrattamenti in famiglia, i reati di stalking, di violenza sessuale, di mutilazioni genitali, praticamente viene data immediatamente la comunicazione al pubblico ministero, quindi si sono fatte delle sezioni specializzate, munite di personale specializzato, formato, polizia giudiziaria, che comunque iscrive immediatamente la notizia di reato e col codice rosso entro 3 giorni dall'iscrizione il pubblico ministero deve sentire la persona offesa. Questo è importante perché comunque rispetto al passato passavano a volte pure anni prima che venisse sentita la persona durante il processo, invece adesso si sta accelerando l'iter processuale proprio per essere vicino praticamente alle donne maltrattate e quindi alle persone vittime di violenza. Però qual è il problema? C'è carenza di personale, carenza di organico e quindi le procure purtroppo sono intasate perché noi abbiamo sia le denunce vere sia le false denunce, quindi vorrebbe meno superficialità e più praticamente predisposizione e sensibilità nei confronti di questi reati e occorre poi stare vicino alle persone vittime di violenza poiché questi sono dei lutti così gravi che nessuna condanna può comunque dimenticare e può aiutare. Dottor Gioiello, allora, il rapporto Eures ci dice che in questi primi 11 mesi del 2020 è stata uccisa una donna ogni 3 giorni. Io chiedo a lei, quanto influisce il contesto familiare, sociale, in una reazione così estrema da portare ad un epilogo come quello dell'uccisione? Mi faccia dire che i dati dell'Eures non sono esatti. L'Euros fa riferimento in genere alla totalità delle donne uccise, mentre quando parliamo di femminicidio noi parliamo di una specificità, cioè di donne che sono uccise in quanto donne, in quanto dentro un contesto di violenza. Secondo i nostri dati, diciamo, comunque non c'è molta differenza. Noi riteniamo, insomma, da quello che abbiamo visto in questo anno, sono 78 le donne vittime di femminicidio. Credo che questa specificazione, per quanto sembri stucchevole, sia importante, perché se noi non distinguiamo in modo corretto la differenza tra l'uccisione di una donna in sé e l'uccisione di una donna in Per quanto femminicidio, donna, certo. questo non ci fa percepire la differenza tra un omicidio e un Scusi, e come femminicidio. mai non vengono filtrati con precisione questo tipo di dati allora, a questo punto? Ma guarda, proprio di recente, di qualche giorno fa, la Commissione del Senato che si occupa di queste questioni ha dato avvio a un processo di raccolta dati più corretto e più specifico. Quindi lei si rende conto di quanto ritardo c'è in Italia anche sulla raccolta dati riguardo a questo fenomeno e al fenomeno della violenza sulle donne in generale. Se lei guarda in questi giorni ci sono dati che vengono da tutti, dall'Eurs, dall'Istat, dalle forze di polizia, dai carabinieri, e sono tutti dati diversi, proprio perché non c'è allo Stato una modalità univoca di raccolta dati. Detto questo, certo, noi dobbiamo sapere che la violenza sulle donne e il femminicidio è l'ultimo e più l'estremo atto di violenza sulle donne ha radici culturali e quindi avendo radici culturali è qualcosa che è nel profondo della nostra società, del nostro modo di pensare, del nostro modo di intendere i rapporti uomo-donna. E qui vorrei evitare anche che si cada in stereotipi secondo i quali al sud questo fenomeno sarebbe più presente. Non è affatto vero, tant'è che noi i dati che noi abbiamo, la regione nella quale accadono maggiori femminicidi in Italia è la Lombardia, l'indice di femminicidio in Italia più alto è in Trentino. Purtroppo bisogna aggiungere che la seconda
regione a tasso di femminicidio in Italia è la Calabria. Quindi noi non possiamo... Dottore Gioiello, sì. Dal punto di vista sociale, come funziona intanto il centro antiviolenza Fabiana Luzzi e che tipo di fotografia può scattare dal punto di vista proprio sociale della Sibaritide? Ma noi nella Sibaritide abbiamo una presenza del fenomeno che è abbastanza grave. Io voglio ricordare che nello stesso anno 2013 in cui fu uccisa Fabiana, a Rossano, nell'aprile dello stesso anno, è stata uccisa una giovane rumena, Florentina Boaru, di cui se ne parla pochissimo. L'anno scorso è stata uccisa a Cassano la Iannicelli Romina, appunto un anno fa appena. Sentiamo anche i fatti di cronaca odierna, anche questo femminicidio accaduto a Pordenone purtroppo vede protagonista un nostro concittadino di Rossano. Quindi nella nostra realtà il fenomeno purtroppo è molto grave e molto esteso. Il centro antiviolenza Fabiano in questi anni ha preso in carico circa 200 donne, che significa, diciamo, una media molto alta di donne prese in carico, alcune delle quali anche allontanate dal proprio domicilio. Serve però che ci sia qualcosa che vada al di là di queste denunce. C'è necessità che il contesto, la realtà sociale si organizzi. Noi siamo anni che non riusciamo a mettere in piedi quello che riteniamo essere un elemento importantissimo per la gestione di queste situazioni, che è la rete antiviolenza territoriale. Appunto, non si riesce a fare questo, a mettere in rete il lavoro del centro antiviolenza, gli interventi dei comuni, l'intervento dei servizi sanitari, l'intervento delle forze dell'ordine. Eppure è un qualcosa della citata 119 che avete citato più volte, lo mette molto in rilievo. L'efficacia degli interventi sta in una concertazione di lavoro di rete, e questo significa che in tutti i territori dovrebbero essere stipulati questi accordi tra i vari enti. Grazie. Questa è una denuncia che io faccio, non riusciamo a stipularli da nessuna parte, compreso nel territorio di Corigliano, in cui purtroppo sono avvenute... Grazie di tutte queste informazioni, dottor Gioiello. Grazie quindi per essere stati con noi ospiti in studio all'avvocato Novellis, così come al dottore Gioiello. E noi, Alessandro, ci diamo appuntamento alla prossima settimana con un'altra puntata di Un fatto di cronaca con altri ospiti ed esperti del settore.